Un Paolo Zoppas, tecnico del Porto Mansuet, al termine di questa partita, che Paolo sicuramente non ti soddisfa. Sì, sicuramente non abbiamo fatto una buona partita e abbiamo concesso 2 gol nel primo tempo, bravi loro, ma anche su disattenzioni nostre, soprattutto il secondo, e dopo ci abbiamo provato però senza la necessaria convinzione. Poi è chiaro che vai sotto 2-0, devi sbilanciarti, cominci a prendere contropiede, quindi diventano quelle partite che diventano difficilissime, quindi bravi e Careni, e noi abbiamo concesso sicuramente troppo. In diretta ho detto appunto che avevate assorbito questo primo gol, perché eravate riusciti a mettervi, poi come dicevi tu avete preso questo secondo gol che è un po' strano, un po' mezza colpa vostra, insomma bravi loro, però lì non siete riusciti poi sì, più a... È chiaro che dall'1-0 al 2-0 la partita cambia tantissimo, poi sicuramente il campo pesante non ci ha aiutato e una serie di cose, tanti errori, quindi dobbiamo lavorare. Dovete lavorare anche perché mancava poco, cioè domenica scorsa vi siete fermati col Borgorico e vabbè, ci può anche stare anche se è in casa vostra, però siete ancora alla terza posizione in classifica, quindi nulla è perso. Sì, noi dobbiamo essere bravi. Certamente non quelli di oggi. No, certo, a me piace lavorare per migliorare, al di là di quella che è la classifica o di quello che è il risultato di una partita. Dobbiamo essere bravi a analizzare gli errori che abbiamo fatto oggi, ma si erano ripetuti anche domenica scorsa, e a lavorare su queste cose qua in settimana. Poi di partite ce ne sono ancora tante e quindi si va avanti. E sappiamo che a Porto c'è un'atmosfera tranquilla, quindi vi lasceranno lavorare in tranquillità. Sì, no, ma non è, io insomma credo che la squadra debba essere arrabbiata, al di là di quella che è l'atmosfera del contorno. La squadra deve essere arrabbiata per queste 2 sconfitte di fila, perché noi siamo una squadra forte e perdere 2 sconfitte di fila per noi non ci sta, quindi al di là ripeto, dell'ambiente dobbiamo noi essere arrabbiati per quello che abbiamo fatto in queste 2 partite. Bocca al lupo! Viva il lupo! Ciao!